L'ironia è il pizzico di sale che nella vita i vari avvenimenti insaporisce. E l'ironia è stata e fa parte ancora della vita di Adele Fava, per tutti la signora preside. E da oggi più che mai, visto che ha tagliato la torta, pardon, la soglia dei 100 anni. Evviva! Riesce ad arrivare fino a qua? Nata ad Oderzo il 3 settembre del 1920, ha studiato a Milano, al Beccaria e poi alla Cattolica. Insegnante di italiano e latino, è stata tra le prime presidi donna della Marca. Legge senza occhiali, ma soprattutto ha la chiara visione del mondo dall'alto del suo secolo di vita. E a chi, magari in maniera un po' scontata, le domanda qual è l'elisir, lei da brava maestra bacchetta un po' il cronista e ribatte. E invece la domanda più intelligente è come si vive. E si vive con pazienza e intelligenza. Con la signora Adele, più che del passato, parlare del presente e del futuro è quasi seguire una lezione ovviamente di vita. Come per i presidi di oggi, alle prese con il Covid e le incertezze ministeriali. So com'è la faccenda ora, ma se devo lavorare secondo quello che mi viene offerto e cercherò di fare del mio meglio. Da educatrice ha cresciuto generazioni di trevigiani oggi nei punti cardine della società e oggi come ieri ha un insegnamento anche per questa generazione. Io ho insegnato ai miei alunni soprattutto il rispetto, perché il rispetto è alla base del vivere sociale. Ed infine in una frase la lezione per tutti noi, da chi guarda la vita dall'alto dei 100 anni. Mi viene in mente Cicerone che ha fatto un'orazione a favore di Ligario che era un nemico, che diceva, in italiano diciamo, meglio perdonare che bastonare.